Scioperiamo per il vostro buon gusto, tra gli slogan che hanno animato lo sciopero degli studenti del Fogazzaro, in centinaia stamattina radunati in Contraburci contro il presunto controllo sull'abbigliamento di alcune allieve da parte della dirigente scolastica, in piazza per dire no ai divieti. Per dire che non è possibile che all'interno della scuola vengano usati questi toni. Come si deve andare a scuola vestiti? Bisogna andare a scuola in maniera consona all'ambiente, quindi canottiere e shorts chiaramente non sono la ragione per cui stiamo lottando, ma sicuramente se dobbiamo essere rimproverati per questa cosa non è questo il modo di farlo. Studenti che hanno stilato una relazione di quanto sarebbe accaduto venerdì all'interno di una classe terza, in base alle testimonianze di alcune studentesse, in cui la preside avrebbe espresso commenti paternalisti di stampo sessista e grassofobici. La cosa importante è che ogni studente si senta proprio agio all'interno della scuola, perché la scuola è il luogo dello studente, deve sentirsi bene. Poi pensiamo che sia corretto in un certo senso non venire a scuola come, citando la preside, si va in spiaggia, però nonostante questo non è neanche giusto che vengano fatti certi commenti a ragazze, soprattutto in un'età molto critica. Commenti che la dirigente nega categoricamente, confutandoli uno ad uno, in primis come non avrebbe mai annunciato note disciplinari a chi vestito in modo ritenuto non consono. Sono amareggiata e mi sento infangata, perché hanno detto cose che non esistono. Dura la reazione della dirigente che sta valutando se procedere legalmente e resta ferma sulla posizione. Da una parte io ho fatto presente che la scuola non è una spiaggia e si viene vestiti in maniera consona e su questo non mi muovo. La decisione era quella di portare al Consiglio di Istituto l'anno prossimo, perché ormai siamo in scadenza, per scrivere un codice di abbigliamento. Ero amareggiata per questa cosa e l'avevo detto a quella classe, che ha volutamente travisato, o almeno l'estensore di quel documento anonimo, ha travisato quanto io ho detto. È venuta a sapere dello sciopero dagli organi di informazione senza che gli studenti cercassero prima un confronto e un chiarimento, e oggi amplia la riflessione sulla necessità di un cambio di rotta. C'è bisogno di rifondare le regole e purtroppo socialmente c'è un fraintendimento mostruoso sulla libertà personale. In quella classe ho tentato di spiegare la differenza tra libertà e licenza.